Ehi ragazzi, ciao, come va? Allora, oggi vi vorrei parlare della mia giornata, la mia giornata non tipo, perché non è stata proprio una giornata tipica, perché di solito lavoro e poi lavoro. Invece oggi non ho lavorato e vi dirò presto il perché. Ho un ospite, è un amico del Perù, è peruviano e sta qui per un paio di giorni. Ora, ieri sera abbiamo parlato fino a tardi e quindi stamattina mi sono svegliato alle 6, che è più o meno l'ora in cui mi sveglio tutti i giorni, ma abbastanza stanco perché sono andato tardi. Ho preso un caffè, poi mi sono preparato per andare al parco nazionale con il mio amico. Siamo saliti in macchina, abbiamo fatto una quarantina di minuti in macchina, siamo arrivati lì al parco nazionale di Nusa. Volevamo vagheggiare, ma il mio amico si è accorto di aver lasciato la sua bottiglia d'acqua a casa e quindi senza ovviamente non può entrare nel parco nazionale e abbiamo cercato un negozio dove comprare l'acqua e non c'era un negozio, un mercato, non era niente dove comprare l'acqua. Quindi ha andato a un negozio dove fanno il frullati, si è fatto fare un frullato. Alla fine siamo al parco, una giornata bellissima, molto sole, però abbastanza ventilata, ti faceva un po' fresco. Ho dovuto mettere la felpa e niente, abbiamo fatto una bellissima passeggiata e nel percorso abbiamo visto parecchi animali. Una tartaruga nell'oceano, una bellissima tartaruga gigantesca. Poi più avanti abbiamo visto delle aquile, delle banche e poi c'era una quella nera marrone, del colore dell'aquila. E poi in spazio c'erano tantissime meduse morte, ma era veramente quasi un cimitero di meduse, erano centinaia. E poi tornando indietro abbiamo visto un guana che non lo conoscete, è un lucertola gigante, praticamente molto molto simpatica. Niente, al fine ci siamo fermati a una spiaggia idilliaca, veramente pensare in paradiso. Il vento è sceso un pochino e quindi abbiamo fatto anche in bagno, abbiamo preso un po' sole e anche poi ho guardato l'orologio e purtroppo era tardi perché dovevo tornare a casa per fare quello che sto che fare che so e quindi di questa registrazione sto mettermi ad inserire i compiti dei miei studenti dell'università e ne avrò per un paio d'ore, anche tre, non lo so. Comunque, dove è tu riposi, mi raccomando, continuate a fare shadowing, dove non è facile, anzi è abbastanza difficile e è proprio per questo che funziona e per questo che vi aiuterà tantissimo. Vi saluto, un abbraccio, ciao ciao.